Continua il momento no del Palermo Futsal Club, pareggio contro il Futsal Emiri, manca ancora la vittoria dopo l'1-3 contro il No Camp Capaci. Siamo qui con l'allenatore Carmelo Bunzina, le chiediamo subito cosa è mancato alla sua squadra. Cosa è mancato? Anche stasera il portiere ospite è stato uno dei migliori in campo, quindi sicuramente un po' di fortuna, anche se qualche movimento da registrare ci sarà in settimana. Tante turnazioni oggi in campo, molti giocatori che forse hanno dato meno minutaggio, oggi invece hanno trovato piuttosto spazio. Le chiediamo, questa gara è importante anche per motivare questi giocatori e soprattutto che risposte hanno dato? Allora sì, è importante perché ci permette di vedere lo stato di forma di alcuni giocatori che magari hanno meno spazio durante le partite tra virgolette ufficiali. Risposte positive, è chiaro che qualche difficoltà c'è stata in più perché abbiamo fatto un ampio turnover. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita, si torna dunque con i punti contro l'Atomo Networks. Possiamo chiamarlo uno scontro per la promozione? La classifica dice questo, siamo noi primi, loro dietro di noi, quindi è una delle squadre più quotate insieme alla nostra, quindi assolutamente sì.